Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video all'Aspettarci Mercato Batman Napoletano. Piccola premessa prima di iniziare il video, tra l'altro questo qua è il primo video di giornata e parleremo di maglie da calcio e sto registrando questo video velocemente, sta la partita del Napoli e praticamente non ho portato video prima che non mi si era rotto il telefono e non potevo portarvi i video, perciò se no ve li avrei portati. E perciò non è uscito il pre-partita. Vabbè, come ho spoilerato, arrivo a parlare di due magliette che mi sono arrivate oggi, che poi mi dovrebbe arrivare, me ne dovrebbero arrivare altre due. Allora, partiamo subito dalla prima, che è quella, la maglia Partenope dell'anno scorso, vedete? C'è Napoli e A7 MSC, quella di McTominay 8, col patch della Serie A, eccolo qua, con McTominay 8 e Sorgesana, ecco qua, e come vedete, vi faccio vedere anche il colletto, che sta scritto tutto il colletto, ecco Partenopei, scusate. La maglietta che mi è sempre piaciuta e finalmente dopo intanto segno il Borussia Dortmund con l'1-0 contro il dopo l'Inter. Però vabbè, la maglietta che mi è sempre piaciuta e tra l'altro questa qua, si è scordato di dirvelo, è numerata sul 2500, gli anni della città di Napoli, che l'anno scorso Napoli ha compiuto 2500 anni, è numerata e la, non so se si vede, ecco qua, è la, è quella 459esima maglietta prodotta su 2500, quindi è edizione limitata. Ora la pieghiamo un attimo, che tra poco me la devo mettere, perché appunto mi sta guardando la partita, io me la tengo qua sul telefono, quindi me la vedo da là. Un attimo, ok, piegata. La mettiamo di qua così dopo me la posso pure mettere. Poi come seconda maglia abbiamo una maglietta di circa 2 anni fa, stagione 23-24. Devo dire una maglietta che mi è piaciuta molto. Quando l'ho vista ho detto, ma già via, è bellissima. E della maglietta del Liverpool con nessuno dietro. Ecco qua. Intanto il Benfica no, Benfica segnato. Cioè, vabbè, facciamo presto così mi rivede il culo. Vabbè, la maglietta del Liverpool hanno 23-24. Ecco il logo fatto dall'Adidas. Ecco qua. E poi il patch della Premier League. Ora ve lo faccio vedere. Ho scritto no, no al razzismo. Ecco, no al razzismo. E il patch della Premier. Non ci sta nessuno dietro. Ora ve la faccio rivedere. Così la vedete meglio diciamo con colorata molto bene. Il designer ha fatto un bel capolavoro 2 anni fa. Con diciamo le case di Liverpool, tutte le case, la spiaggia, il mare, come vedete, molto bella. Perciò ho detto, me la già via perché questa è bellissima. Magari quando mi guardo qualche partita del Liverpool, mi ammetta. Ah, taglia M, taglia M. Ok, ora la pieghiamo e ve l'ho detto che tra circa 2 settimane, penso dopo Natale, perché poi i produttori delle magliette stanno in ferie, vabbè, mi dovrebbe arrivare altre due maglie. Una sempre di McTominay, ma non vi spoilerò l'anno. E poi un'altra sempre del Napoli. E sono tutte e due del Napoli, ma non vi spoilerò l'anno. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!